La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Per parlarvi di uno dei più grandi pianisti della storia della musica, ho scelto di prendere in esame la famosa Sesta Rapsodia di Liszt. Vediamo l'inizio di questo brano. Questo è l'esordio della Rapsodia numero 6. È una specie di improvvisazione scritta che si basa su temi popolari ungheresi. Passando all'andante, all'episodio centrale, Liszt accenna a quello che sarà il tema principale del finale. Sentiamo. Pur nel tempo lento, lui raddoppia la voce chiedendo al pianista di eseguire un'ottava, ovvero un accordo di due note. Per esempio, le prime sono Fa, Sol, La. Invece di suonare una nota singola, si suona anche il Fa superiore, il Sol superiore e via dicendo. Niente di difficile fino a questo punto. Quando l'improvvisazione della parte lenta termina, inizia l'allegro, che riprende il tema precedentemente sentito. E fino a qui anche un allievo di quinto corso di ottavo riuscirebbe a sostenere la difficoltà del brano. Liszt però, grandissimo virtuoso del pianoforte, che cosa fa? Riprende l'utilizzo delle ottave. Quindi il tema rimane identico, ma per noi, per gli esecutori, diventa leggermente più difficile. La difficoltà aumenta perché poco dopo Liszt non si accontenta delle semplici ottave del tema, ma chiede di ripeterle e di ribatterle praticamente sempre per circa 3-4 pagine. Allora, intuite immediatamente qual è la difficoltà. Se prima il tema era sì in ottave, ma leggermente più accorciato, ora la difficoltà è sostenere per molto tempo queste ottave ripetute. Fra l'altro, sia la mano destra che poi la mano sinistra saranno costrette a ripetere queste ottave. Qual è l'ostacolo? L'ostacolo tecnico è cercare di allenare i muscoli per resistere e arrivare fino in fondo. Ecco, in questo punto, in questo momento, Cifra ha trovato un trucchetto magistrale. Qual è la soluzione che Cifra adotta? Nel ripetere le ribattute, lui non utilizza soltanto il pollice e il mignolo, quindi mantenendo la mano ferma, statica, ma sostituisce al mignolo l'anulare.
In questa maniera riesce, per così dire, a riposarsi, a rilassarsi un attimo e a far sì che la mano rimanga scattante per tutto questo allegro finale. Sentiamola assieme.